Don Pietro Profeta, il parroco della chiesa San Calogero di Favara, festeggia oggi i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Don Pietro, favarese doc, non è mai stato un prete fuori dalle righe, svolge la sua missione sacerdotale con umiltà e sacrificio. Nasce proprio nel quartiere San Calogero di Favara 76 anni fa, da padre bracciante agricolo e madre casalinga. Lui è il terzo di 5 figli. Perde la mamma giovanissimo e a 11 anni entra in seminario a Favara. Il 4 luglio del 1965 Monsignor Giuseppe Petralia lo ordina sacerdote nella cattedrale di Agrigento. Per il giovane prete favarese arriva il primo incarico di viceparroco della chiesa madre di Canicattì, dove vi resterà fino al 1973, quando il vescovo gli affida la guida della parrocchia dell'Itria della sua Favara. Dopo 14 anni, nel 1987, Pietro ritorna nel suo quartiere natio da sacerdote e da 28 anni guida la comunità della chiesa San Calogero. Alla carriera ecclesiastica bisogna aggiungere anche quella di insegnante. Padre Profeta, come lo chiamano tutti, è stato docente di religione sia a Canicattì che a Favara, rispettivamente nelle scuole medie Gangitano e Mendola. 50 anni di sacerdozio, partiamo da lontano. Com'è nata la vocazione? Sono stato avvicinato da padre Luigi, che a Favara era molto conosciuto come amico dei ragazzi e dei giovani, e mi ha chiesto se volevo entrare in seminario per fare l'esperienza. E sono andato al seminario di Favara per 3 anni e poi sono passato al seminario di Agrigento, in quarta ginnasio. Lei, oltre che parroco della chiesa San Calogero, è stato anche abitante del quartiere. Come ha visto cambiare questo quartiere nei 28 anni di parroco? Ma il cambiamento è stato piuttosto negativo, perché molti se ne sono andati, si è spopolato questo quartiere. Attorno alla chiesa ci sono soltanto, o quasi, case disabitate e cadenti, quindi c'è qualche negozio qua lungo il corso, però tendono, per le difficoltà che abbiamo in questo momento, a chiudere anche loro. San Calogero assieme a San Giuseppe sono i 2 santi più adorati a Favara. È cambiata anche la devozione? La devozione a San Calogero si mantiene ancora, perché i favaresi alla tradizione ci tengono, quindi la festa si continua a celebrare la prima domenica d'agosto. Si festeggia il suo 50°, ha un messaggio da dare ai favaresi? Il messaggio del favarese è quello che dà il Signore Gesù, di volersi bene e di saper perdonare, che purtroppo oggi pare che l'odio, il rancore sono molto diffusi, quindi volersi bene, sapersi perdonare, perché c'è tutto da guadagnare. Portare odio, portare rancore significa aggravare tante situazioni. Quindi io il messaggio che vorrei dare a quello di Favara è proprio questo: vogliamoci bene, come dice il Signore, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi è il messaggio che do ai parrocchiani e che do a tutto il paese di Favara. Questa sera i fedeli della chiesa di San Calogero, unitamente all'intera comunità favarese, festeggiano quindi le nozze d'oro di Don Profeta. Alle ore 19 il cardinale Francesco Montenegro presiederà la solenne celebrazione eucaristica in piazza San Calogero.